Ciao ragazzi! Ciao amici! Oggi dove siamo, Ale? Borghetto. Esatto, siamo tornati a Borghetto sul Mincio. Esatto. Perché ci eravamo stati un paio di mesi fa, ma siccome avevamo viaggiato tutta la notte, praticamente io la mattina mi sono addormentata in macchina e di Borghetto non ho visto Non ci siamo, niente. Manu, non ci siamo. Tu hai dormito veramente? Sì, io mi sono proprio addormentata in macchina e quindi Alessandro ha fatto delle riprese molto particolari, una cosa molto speciale che vedrete nella seconda parte del video. Sorpresa. È una sorpresa, esatto, non ve lo sveliamo, che così vi guardate poi tutto il video. Borghetto è uno dei borghi più belli d'Italia e quindi abbiamo deciso di venire a fare questo video perché insomma le prime riprese che aveva fatto Ale erano un po' veloci di prima mattina e quindi Sì, abbiamo eravamo voluto... poi di passaggio, dovevamo andare poi in un altro posto. Assolutamente. E quindi non, giusto una cosa velocissima. Però come dice la Manu, Esatto, però sorpresona. insomma, siccome ci è piaciuto, almeno io dalle riprese che ho visto mi è piaciuto, ho detto ok Ale, torniamo a fare un video fatto bene, un po' come si deve. Un po' come si deve. E quindi noi speriamo che questo borgo vi piaccia come è piaciuto a noi. Esatto, e possiamo dire? Sì. Hai finito? Sì, ho finito. Hai detto tutto? Sì, ho finito, Allora ho detto vieni con tutto. me. Guardate le mie amiche anatre, dove sono? Guardate le mie amiche anatre fantastiche. Già lo sfondo, ragazzi. Che mi parlano. Senti. Che mi parlano, Ti sono le mie parlano? amiche. Ah, non sono oche. No, sono anatre. Ah, ok, sei sicura? Sì, anche perché io sono un cigno, non sono un'oca. Perfetto, va bene, va allora bene. ci sei, salutiamo? Nel Sì, senso... salutiamo e cosa facciamo? Portiamo i nostri amici a vedere Borghetto? Sì, venite. Amici. Andiamo! Che come ti ho detto era cimitero, è una raccolta di lapidi o cose che il parroco ha trovato in giro, le ha sistemate a suo gusto, così non è detto che fosse il cimitero. Certo. No, chiaro. Però insomma rende un po'. Ecco. Invece molto interessante è il resto, diciamo così, della chiesa romanica primitiva, che è questa abside, o queste tre absidi, abside trilobata si chiama. Il castello, se tu fai caso, anche qui continuava. Sì, infatti E scendeva con le varie arcate del porticato. Sì. Ecco, quindi fai le tue riprese. Mi autorizza allora.
ragazzi, noi il nostro giro a Borghetto termina qui. Sì, il nostro video finisce qui. Esatto. Adesso ci spostiamo in un altro posto, speriamo di riuscire a fare un altro video da potervi postare. È stato bello, eh? È stato bello, mi piace molto questo, è molto romantico, quindi se volete fare un giretto, anche solo per venire a mangiare qualcosa, è carinissimo, è romanticissimo, quindi approfittate. Ci sta, esatto, sì, approfittatene. assolutamente. Quindi per oggi il nostro viaggio finisce qui. Vi salutiamo dicendo, se volete mettere un mi piace al video, mettete un mi piace al video. Esatto. E se volete Se vi piace, seguirci, iscrivetevi al nostro canale. e ricordiamo una cosa, se cliccate la campanella rimangono aggiornati anche, quindi quando, ogni volta che mettiamo un video per le notifiche. esatto, La brava campanella. Manu. Scusate, campanella. Sono Allora, suonata ragazzi, come un ciao, campano. ciao, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.